passeggerete in giro per la città di Taglio di Po, ma nel mentre tornerete indietro nel tempo e vi muoverete all'interno della storia del teatro. Di fronte ad Arlecchino e Pantalone sarete immersi nel Cinquecento, con un esempio di personaggi della commedia dell'arte. Questo tipo di commedia si contrapponeva al teatro rinascimentale, dotto e intellettuale, proponendo tematiche vicine al popolo, come la povertà, gli inganni e l'amore. Pensate che gli attori viaggiavano di piazza in piazza, con carri proprio come quello che vedete qui questa sera, ed erano così bravi ad improvvisare continuamente da non avere un vero e proprio copione, ma si basavano su trame che si ripetevano sempre, i cosiddetti canovacci. Portavano maschere di cuoio sul volto e utilizzavano tantissimo la gestualità del corpo per interpretare i loro personaggi. Quando invece lungo la camminata vi troverete di fronte al Signor Todoro Brontolon o in mezzo alle baruffe chioggiotte, sarete catapultati nel Settecento e avrete di fronte la vera e propria rivoluzione goldoniana. Il grande Goldoni, la nostra eccellenza italiana nel mondo. Goldoni cambiò le regole del teatro, proponendo delle commedie che, pur trattando sempre argomenti vicini al popolo, presentavano canoni più realistici, tornando così al copione scritto e togliendo le maschere di cuoio agli attori, i quali potevano in questo modo utilizzare l'espressività del loro volto. Signore e signori, bambine e bambini, benvenuti in questo fantastico viaggio tra personaggi, costumi, luci e colori veneziani in compagnia del Tambarello.